Adesso si fa sul serio per quanto riguarda il ritorno dell'Acragas all'Esseneto grazie alle torri faro mobili. Ad Agrigento si è recata ieri una delegazione guidata dall'ingegnere Roberto Ioli della società romana contattata per risolvere il problema delle luci allo stadio. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla presenza del presidente biancoazzurro Silvio Alessi. Bisognava verificare la possibilità di collocare le torri per consentire finalmente all'Acragas di ritornare a giocare le partite casalinghe all'Esseneto, ponendo così fine all'esilio a Siracusa. Stando ad un comunicato dell'ufficio stampa dell'Acragas, dal sopralluogo sarebbero emersi aspetti positivi che fanno ben sperare. Si è trattato quasi di un elogio sulle condizioni in cui è stato trovato lo stadio agrigentino. Una risposta definitiva dei tecnici romani comunque arriverà entro 48 ore. Il progetto prevede il collocamento di 4 torri faro e 12 riflettori sul tetto della tribuna coperta in modo da raggiungere la quantità di luci prevista dal regolamento della Lega di Serie C. Il problema delle torri in fase di soluzione assieme agli arrivi di nuovi giocatori rappresenta per i tifosi una prova che il calcio ad Agrigento deve continuare ad esistere, occupando la serie che merita, cioè la Serie C, anche per la prossima stagione.